Code e robotica educativa. L'Istituto Enrico Fermi, diretto da Elisa Casalicchio, dopo la partecipazione al Code Week, ovvero la settimana europea del codice, ha replicato partecipando alla settimana del codice promossa per diffondere la cultura del codice e del pensiero computazionale nelle scuole italiane. L'attività del Fermi ha coinvolto i ragazzi della terza A informatica e della terza A telecomunicazioni. Gli studenti sono stati guidati dal docente referente del progetto Giuseppe Callea, coadiuvato dal docente Pietro Munna. L'intenzione del seminario è stata quella di promuovere l'acquisizione di conoscenze legate ai principi del pensiero computazionale e della robotica educativa applicati a situazioni del mondo reale. Durante l'attività formativa all'interno del laboratorio informatico dell'Istituto sono state illustrate le funzionalità di base di alcuni kit robotici e dei relativi sensori di interfacciamento con l'ambiente di lavoro. Il coding, dice il professor Giuseppe Collea, possiamo intenderlo come una nuova lingua che permette di dialogare con il computer per assegnargli dei compiti e dei comandi in modo semplice. Giocando a programmare si impara ad usare la logica e risolvere problemi e a sviluppare il pensiero computazionale, un processo che consente di scomporre un problema complesso in diverse parti. Anche i bambini, conclude l'insegnante referente del progetto dell'Istituto Fermi, potranno risolvere problemi da grandi e diventare soggetti attivi della tecnologia. State facendo una cosa bella, aveva detto all'inizio dell'anno scolastico il sottosegretario all'istruzione a proposito dei progetti come questo dell'Enrico Fermi che interessano le scuole italiane.